Buon pomeriggio, ben trovati, l'anteprima della nostra trasmissione di oggi, il punto. Prima di cominciare, ovviamente, come sempre, introduciamo un po' i temi della settimana con il nostro Totò Calì, che saluto. Ciao Totò. Eccomi, buongiorno a tutti. Ecco, dove sei? Vediamo, non ti vedo, ti vorrei vedere, ecco, sempre qua. Ecco, Senti, ma te la cambi sta felpa ogni tanto? Adesso, smetti una cosa colorata, giallo fluorescente, una cosa arancione, no? Non lo fa. per la prossima settimana Perché mi sto arriva, che organizzando. entriamo, dovrebbe arrivare il caldo. Senti, guarda, qua ti ascoltano un po' di ospiti, le tue vignette le facciamo vedere, oltre che i nostri telespettatori, anche i nostri ospiti, ti presento. C'è Carmelo Tropea che rappresenta gli ospedali privati. Oggi parliamo di sanità, Totò, quindi attenzione. C'è Michela Giuffrida, Sì. che ovviamente conosci, c'è Antonio Condorelli, poi non lo so, collegato chi c'è, vediamo, vedo Salvatore Iacolino, che è colui che si occupa della pianificazione strategica della sanità della regione siciliana. Guarda, te lo facciamo vedere, ci salutiamo dopo, Iacolino. Prima ci sono le vignette di Totò Calì che insomma ci raccontano un po' di settimana. Vai con la prima vignetta, vai, dimmi che c'è, che è successo? Che oggi parliamo di sanità. Lo so che è un argomento che ti dà tanti spunti, quindi dai, vediamo, cominciamo con la prima vignetta. Ecco qua. No, questa non è No, la questa sanità, qua, questa è così. questa riguarda è stata restaurata la statua di Bellini. A Catania, in piazza Quindi sono Stesica. Cosa, i cosa dico? piccioni che arrivano, Aspetta, un guarda. attimo, l'hanno tolta, un attimo, rimettete la vignetta di prima che la stava raccontando. Eccola qua, che succede con la statua di I Bellini? piccioni che arrivano, dice, guarda, hanno pulito il bagno. Ah, i piccioni dicono hanno pulito il bagno perché la statua è restaurata. Tanto sei cattivo, va. Andiamo, sanità, vediamo se c'è qualcosa della sanità. Ecco qua. Prossima vignetta, vediamo. Allora, No, questa non è no, la questa non è neanche la È andata sanità. così, stamattina stiamo andando a casaccio, vai, vabbè. Allora, l'opinione Dice, pubblica l'opinione è contro la guerra. poi sono tutti leader, dice, è solo un'opinione. D'altronde l'opinione pubblica, anche questa, insomma, questa è davvero Che di si attualità. dividono. Poi altre vignette di Totò. Oh, la Ecco qua, sanità. La sanità. allora, Mancano i manca di medici. medici. Guardi, gli unici sanitari che ci sono rimasti sono questi qui. Sono questi qua. Allora, vediamo, eccoli qua. Gli unici. Ah, ecco, non l'avevo visto, ce l'ho piccolina nel monitor di ritorno. Eccola qua. In effetti. Andiamo, prossima vignetta, andiamo più veloci. Allora. Sempre sanità. Dopo le lunghe liste, finalmente è il giorno della visita. E Ah. allora, qual è il problema? E nel 78, quando abbiamo prenotato, il bambino aveva il morbillo. Si è Ormai diventato adulto. Guarda Iacolino come sorride. Lo sa che è così, quindi andiamo avanti. Allora, ammazza, è prenotato per il 2027 e noi puntiamo sul futuro. caro mio, nel 2027, mamma mia, ce ne abbiamo altre. Vediamo. Questo è bellissimo. Questa è Aspetta, raccontiamo un attimo, che questa ha la fatto parodia di sorridere mezza Fassino Italia, ha fatto sorridere. Fassino, il famoso. denunciato per furto di un Esatto. profumo al duty free dell'aeroporto di Fiumicino, Ecco, colonia penale. colonia penale, perché? Perché l'hanno beccato con le telecamere mettere in tasca un profumo, tra l'altro abbastanza costoso, credo uno Chanel, insomma, se non ricordo male. Quindi, insomma, l'ha messo in tasca. Io ho solo poggiato, io non solo poggiato. Allora, questo Questo è un argomento anche cambia. questo d'attualità. Che cos'è la censura? Vabbè, Siamo reduci dal 25 aprile. È finito? parla da sopra, niente. Ah, ecco, qua che c'è, la partita del Catania che sarà più tardi, la partita della vita. Sì, sabato lo stadio sarà tutto esaurito e secondo me anche qualche TSO. Per restare in tema di sanità, pallone, eccetera, Anche eccetera. Va vista bene, anche la tensione. per abbassare la tensione. Va Grazie bene, non so Totò. se c'è qualcun altro. No, non lo so, non mi pare. Come? Non mi pare, se no l'avrebbero già mandata. Va bene? Va bene, No, allora. questa l'abbiamo già No, questa vista. già l'abbiamo vista. Vabbè, oggi è Va così, bene. oggi è così, in tema di sanità. Va bene, allora, grazie Totò, ci vediamo la prossima settimana. Allora, sigla, vi ripresento gli ospiti e poi, insomma, cominceremo con la nostra trasmissione di oggi. Oggi ci occuperemo di sanità a tutto tondo, spiegheremo ovviamente dopo la sigla che temi toccheremo con tanti ospiti, alcuni anche curiosi, quindi subito dopo la sigla.
Eccoci qua, allora entriamo nel vivo della nostra trasmissione di oggi, il punto tutto dedicato alla sanità oggi perché è un'emergenza continua, un'emergenza perenne, i medici che scappano via dalla Sicilia, quelli giovani perché vengono pagati meglio, soprattutto lavorano in condizioni migliori al nord Italia ma spesso anche all'estero, noi invece importiamo i medici da altre parti del mondo e poi le liste d'attesa, queste liste d'attesa infinite che come avete visto anche dalle vignette di Totò fanno posticipare le visite addirittura di anni, e poi ci sono i posti letto, le strutture carenti, manca il personale sanitario, insomma una emergenza continua che attende una riforma ormai da anni. Di questo e di altro parleremo con gli ospiti di oggi, ve li ripresento: Carmelo Tropea che rappresenta gli ospedali privati, una parte si chiama ACOP, si chiama ACOP la sigla, che rappresenta appunto gli ospedali privati, quindi insomma che forniscono prestazioni per conto della regione, per conto del servizio sanitario regionale e per il servizio sanitario. Poi Salvatore Iacolino, eccolo qua, ve l'ho presentato prima, l'ho fatto vedere. Iacolino, buon pomeriggio, il dirigente dell'assessorato, anzi della regione, che si occupa della strategia appunto della regione per quanto riguarda la sanità regionale. Buon pomeriggio Iacolino, ben trovato. La sentiamo? No, non l'ho sentita, volevo capire solo se lei ci sente, perché ha annuito, però non sentiamo lei. La sento a tratti. Ah, vabbè, quindi deve interpretare. No, provi a sentirci bene, perché l'argomento oggi è davvero importante. È davvero importante. Poi ho collegata, eccola qua, la vedo, una di quelle rompiscatole perenni, eccola qua, Francesca Briganti, che rappresenta le partite IVA, però è una che studia da morire, adesso ve lo dimostrerò, e lei sostiene che applicando l'autonomia, la nostra autonomia regionale, noi usciremo davvero da tutti i guai, quindi insomma carte alla mano, con risposte anche da parte della Ragioneria dello Stato, da parte di tutti gli enti preposti, vero Briganti? Eh sì, proprio ieri ne è arrivata una che è una tragedia, poi più avanti ne parleremo. No, dica subito, qual è? Che è successo? E succede che, guardi, è arrivata proprio, così la mostro, la faccio vedere a tutti. La regione ci ha risposto che non sa quanto sono gli importi maturati e riscossi in Sicilia. Ecco, una risposta del 24 aprile, proprio sudata questa risposta. Relativamente a cosa? Alle imposte, diciamo, su tutto? Sì, voi sapete che in base all'articolo 37 del nostro statuto noi dobbiamo trattenere in regione tutti i tributi maturati in Sicilia. Invece nell'ottica dell'approvazione dell'autonomia differenziata la regione Sicilia, e così come l'Agenzia delle Entrate, non sanno quanti sono i tributi maturati in Sicilia e anche quelli riscossi, tra l'altro. È proprio qui scritto, poi gliele manderò. Guardi, eccola qua. Mandi il documento, che questo ce lo leggiamo con grande piacere. È una risposta controversa, perché non si sa, questa situazione non si sa, non lo sa la Ragioneria Generale dello Stato, non lo sa la Ragioneria della Regione. Non sappiamo chi siamo. Se Condorelli siamo già si è messo in modo per capire questa cosa, subito si è messo in modo. Ma l'interrogativo è comprendere... Fammi salutare l'altro ospite che è in collegamento, che è Clemente Giuffrida, che è un medico di emergenza urgenza a Messina. Salve Giuffrida, è rappresentante del Simeo, eccolo qua. Ci sente Giuffrida? La sento male, però riesco a percepire. Come mai? Insomma, sistemiamo queste comunicazioni. Allora, Antonio, hai visto che cosa ha prodotto già subito la nostra Francesca Briganti? Sì, la curiosità che viene è poi comprendere come esattamente si possano fare quadrare i conti nei bilanci, perché le entrate tributarie rappresentano un elemento importante per fare quadrare i conti, e quindi, come sempre accade in Sicilia ma anche negli enti locali, poi c'è una differenza sostanziale tra il bilancio previsionale e quello consuntivo. È lì che
è lì che purtroppo nascono i problemi. Ma qua dice un'altra cosa, dice noi non riscuotiamo, cioè non sappiamo quanto riscuotiamo. Esatto, no? allora che cifra si mette all'attivo nel bilancio di previsione della regione o quota parte degli enti locali? Questo diventa un problema. Però si sa quanto ammonta il deficit della regione, non è certificato in tempi recentissimi, ma fino al 2022 erano circa 250 milioni di euro, o no? Iacolino, cioè, ora dico, lei diciamo, la interpello anche su una materia che non è sua, diciamo, solo, Spero che voi mi sentiate meglio di quando non vi senta io. Sì, noi la sentiamo benissimo. Benissimo. Allora, intanto una premessa. La regione siciliana ha complessivamente sulla sanità risorse per circa 10 miliardi. Tante sono le risorse assegnate sul 2023, 10 miliardi e 100 milioni di euro, ed è quindi una gestione, diciamo, particolarmente complessa e impegnativa. Però il quadro a tinte fosche che lei, Ciliberti, ha disegnato non mi pare corrisponda concretamente alle tante cose buone che sono state sviluppate in questi 15-16 mesi di governo Schifani. Riassumo brevemente per dare anche degli spunti. Io sento un audio che entra e disturba. No, sentivo un audio che entrava e disturbava. Ecco, prego, Iacolino, continui. Sì, no. Primo tema è quello evidentemente degli ospedali. Carenza infermieri. La regione, come lei saprà, ha attivato un bando per reclutare anche medici provenienti da paesi terzi e fin qui hanno risposto all'appello 150 medici. Guardi, Iacolino, su questa cosa le chiedo, parliamone dopo, perché abbiamo contattato colei che ha fatto da tramite, no, per questo passaggio, che è addirittura la pronipote di Che Guevara, quindi pensi lei. Noi non abbiamo un tramite, noi abbiamo un avviso aperto al quale possono partecipare tutti coloro i quali hanno requisiti richiesti, c'è una commissione. Se lei mi interrompe mentre intervengo è complicato, difficile. Perché l'audio che ricevo non è quello che mi attendevo. Le posso dire che c'è un grande dispendio di energia sia sulla revisione della rete ospedaliera, sul PNRR, sulla digitalizzazione e sul reclutamento di medici. Le aziende stanno lavorando con intensità, c'è un tema di liste di attesa al quale lei faceva riferimento. Le ricordo che nel 2023 a luglio la Regione ha deliberato un provvedimento stanziando 48 milioni e mezzo di euro tendenzialmente ripartiti fra pubblico e privato, che hanno determinato un ampliamento dell'offerta assistenziale e allo stesso tempo la bonifica, la revisione di liste di attesa nella quale erano caricate prestazioni nel 2013. Poi vi sono delle aree critiche ancora particolarmente evidenti, per cui nei rapporti con il privato convenzionato, così come con le aziende del sistema sanitario, saremo particolarmente rigorosi anche attraverso obiettivi concreti. Allora, Iacolino, aspetti. Andiamo passo passo, perché sennò qui ci perdiamo tra tanti argomenti. Capisco che ovviamente lei sta con noi tutta la trasmissione, quindi insomma tranquillamente cercheremo con lei di capire su ogni argomento dove stiamo andando. Allora, prima cosa, partiamo dalle liste di attesa. Il CUP recentemente è stato sostituito dal Sovra-CUP, che sarebbe un centro, il CUP sarebbe il centro unico di prenotazioni, il Sovra-CUP sarebbe un mezzo che sta sopra che mette insieme tutti i centri di prenotazione per snellire in qualche modo le liste di attesa. C'è un procedimento un po' più diciamo complicato di accesso, però questo dovrebbe snellire l'iter. Allora, abbiamo fatto noi la prova in questo servizio di Simona Mazzone con Fabrizio Rizzo, vediamo che cosa è questo Sovra-CUP. Nato da qualche anno con un esordio critico, nei mesi scorsi di questo 2024 pare sia stato ripristinato il sistema Sovra-CUP, dedicato alla prenotazione delle visite specialistiche e degli esami diagnostici nelle aziende sanitarie della regione siciliana. Dopo il totale fallimento e le proteste dell'utenza, anche noi avevamo tentato di prenotare attraverso il numero unico, ma senza successo. La informiamo che purtroppo in questo momento tutte le nostre 90 linee sono occupate.
A distanza di alcuni mesi e dopo una revisione del sistema con l'aumento del personale sia amministrativo che addetto al call center, abbiamo tentato nuovamente di accedere telefonicamente tramite il numero verde, di giorno feriale e in mattinata. Buongiorno, benvenuto al Centro Unificato di Prenotazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. Il servizio è attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19. Con noi potrà prenotare visite ed esami specialistici da svolgersi esclusivamente presso gli ambulatori dell'Asto di Catania. Nulla di fatto, il numero verde non ci collega ad alcun operatore, un problema per alcune categorie che vengono così maggiormente penalizzate, persone fragili, anziani e disabili, per i quali prenotare un esame è una strada in salita, o soltanto per chi non possiede un PC o lo SPID. Sì, perché un'alternativa per prenotare è tramite il sito web, appositamente realizzato per la regione siciliana. Basta avere un account SPID oppure una carta di identità elettronica e una ricetta dematerializzata, redatta da un medico di medicina generale o da un medico specialista. Abbiamo provato quindi a percorrere la strada online inserendo il numero di una ricetta per un esame tosto e meno richiesto di altri esami generici, una risonanza. Prima disponibilità a giugno, altrimenti da settembre in poi. Compilando tutti i campi però il sistema segna errore, manca il numero di telefono. Vi assicuriamo che lo abbiamo inserito e comunque abbiamo più volte controllato. Nulla di fatto anche in questo caso. Infine tentiamo la strada dello stesso esame a pagamento. Prenotazione effettuata con un click. Allora, mi pare che insomma, in questo servizio che diciamo, ci ha raccontato Simona Mazzone con Fabrizio Irizzo, mi pare che insomma, qualche problema esista ancora. Michela, tu hai provato mai a... Io l'ho testato. Devo dire sì, l'ho provato da utente per la mia mamma che è una persona anziana e non ho avuto la stessa fortuna. Innanzitutto davvero il Sovracup lo integra il sistema, non lo sostituisce per fortuna. Puoi sempre telefonare restando in un'area che è quella provinciale al CUP, perché il CUP risponde al telefono. Abbiamo fatto il tentativo, hai visto 90 linee sempre occupate. Sì, ma qui il punto è innanzitutto la possibilità di accesso. Si chiede di accedere a degli anziani che ovviamente magari non hanno facoltà tecnologiche pari alle nostre, di utilizzare uno SPID che magari non hanno e di fare una procedura che è tutta telematica sulla quale ovviamente noi sappiamo quali sono gli ostacoli che si possono incontrare. Ma il punto è un altro. Facciamo un passo indietro. Se invece tu vuoi bypassare quella che doveva essere una miglioria rivolgendoti al CUP, è proprio il CUP che non rispetta i tempi che sono indicati nella prescrizione del medico, perché come sapete ogni medico che prescriva una prestazione del Servizio Sanitario Nazionale deve anche indicare con delle sigle quali sono i tempi di realizzazione dell'esame in sé richiesto. Questi tempi purtroppo non vengono rispettati, quindi capita che una visita che viene prescritta, un esame che vengono prescritti con una urgenza di 72 ore se sono urgenti o un mese se magari diciamo l'urgenza è minore, vengano poi prenotati a 6 mesi, 8 mesi e lì poi si deve scegliere che cosa fare. Vogliamo citare una classifica e poi magari continuiamo su questo? In Sicilia nel 2022, perché neanche il Ministero della Salute ha dati aggiornati, l'8% dei siciliani rifiuta di curarsi, cioè di fronte a questa c'erano degli invalidi in sedia a rotelle, a questo iter che è veramente frastagliato, si arrende o va da un privato oppure purtroppo non si cura. Allora, adesso abbiamo provato a risistemare anche il collegamento con Salvatore Iacolino, vediamo se adesso ci sente meglio, in maniera più chiara. Ho sentito a tratti, ma... Insomma, il tema è quello delle liste d'attesa, no? Iacolino, abbiamo fatto il tentativo anche noi a provare diciamo, a prenotare attraverso il Sovracup con lo SPID, con la ricetta eccetera. C'è stato un momento di blocco del sistema prenotando diciamo, attraverso il sistema, poi abbiamo chiesto la visita a pagamento e quella è risultata ovviamente velocissima. Michela Giuffrida diceva noi ancora diciamo, siamo indietro e poi soprattutto sulle prestazioni urgenti questa storia non funziona perché chi ha necessità di una visita a breve scadenza la può prenotare solamente dopo qualche mese se va bene. Questo è il tema delle liste d'attesa che è un tema attualissimo.
Non si sente nulla, lui. Benissimo. Non si sente. Ha sentito Iacolino? No. Io ho sentito poco, cioè provo, se voi mi sentite, siccome... Noi la sentiamo. Comprendo di cosa stiamo parlando, proverò a essere sufficientemente chiaro e spero efficace. Tema del Sovracup. Il Sovracup è un progetto, una infrastruttura, lo strumento che deve consentire un dialogo costante fra i CUP delle singole aziende per andare oltre la dimensione aziendale e quella provinciale. Il Sovracup è stato aggiudicato già nel 2022, c'era un altro governo, collaudato nel 2023. Da alcune settimane, dopo una serie di iniziative che abbiamo posto in essere, si è creato un gruppo di lavoro formato dal nostro Dipartimento, dall'Alto Dipartimento della Salute, da ARIT e da Sicilia Digitale, per metterlo sostanzialmente in funzione, perché ci sono alcune criticità che voi avete correttamente rilevato. Abbiamo iniziato realmente su questa attività a lavorare, dico abbiamo perché il tema è di un'altra realtà, non è della salute, e noi confidiamo entro il mese di giugno di avere un Sovracup realmente efficace e funzionante, che utilizzato in maniera appropriata attraverso i sistemi previsti, quindi la farmacia convenzionata piuttosto che lo SPID, dovrebbero consentire ai cittadini di poter ampliare, come dire, la possibilità di intercettare il punto di erogazione delle prestazioni fra pubblico e privato. Sostanzialmente oggi possiamo inserire a qualche settimana ancora dentro il sistema sia il pubblico che il privato, in una dimensione regionale che dovrebbe consentire agli abitanti di Lentini di potersi rivolgere anche a Catania e viceversa, in modo tale da superare la dimensione provinciale e avere una risposta assistenziale più efficace, più tempestiva e più concreta. Ricordo a tutti quanti voi che... Una domanda per Iacolino: se per caso voi avete riscontrato che anche per una gastroscopia urgente, come noi abbiamo provato, ci sono alcune aziende sanitarie che non caricano la loro disponibilità per determinati esami, quindi accade che le richieste vanno a ricadere prevalentemente per esempio sulle aziende dell'ASP Catania, che è gravata da un maggior numero di richieste, mentre ci sono importanti aziende, mi riferisco alla provincia di Catania, e quindi stiamo parlando di un bacino importante per tutta la Sicilia orientale, che non caricano la loro disponibilità. Cioè sono delle aziende che per il Sovracup sono fantasma. Quindi cosa accade? Che noi abbiamo testato questo sistema, per una gastroscopia urgente si va al 2025, parliamo di un esame prescritto con urgenza massima di 10 giorni, e che una volta scoperto il problema l'ASP, devo riconoscere, che è intervenuta accelerando la procedura, infatti lo faranno fra una settimana, ma differentemente questo esame era stato fissato a gennaio 2025, se una persona ha un problema serio come fa? Questo è il problema. C'è qualcuno in questo momento che sta monitorando questi disagi e che può chiamare a queste aziende private che sono fantasma per il Sovracup intervenendo? Iacolino. Beh, è chiaro che ci sono una serie di specificità in termini di prestazione dove i ritardi sono talvolta particolarmente evidenti, però vorrei ricordare, come diceva poco fa lei, che le prestazioni sono caratterizzate da una priorità clinica, 72 ore, 10 giorni, da 30 a 60 giorni, da 120 giorni a 180 giorni. Molto spesso l'intasamento delle agende delle aziende è connesso sostanzialmente a proposte formulate dai medici di famiglia su tempi di attesa che sono sostanzialmente compatibili con la evidenza clinica, quindi 120-180 giorni. Rispetto ai temi che lei ha rappresentato, cioè sui ritardi in alcune prestazioni, le aziende debbono monitorare costantemente, questo significa giornalmente, settimanalmente, attraverso i propri pacchetti informali, le proprie software house, i propri pacchetti informatici, monitorare costantemente e osservare concretamente quello che accade. Se c'è un ritardo è la singola azienda che deve intervenire, evitando ciò che spesso accade e di cui ovviamente abbiamo assolutamente consapevolezza. La persona che ha un bisogno clinico che non può soddisfare in tempi brevi, spesso, e questo è
assolutamente da contestare, da detestare, si rivolge all'intramuraria, certo, che sono in extramuraria, quindi paga la prestazione al privato convenzionato, oppure dottore Iacolino, perdoni, ma per quale motivo, proprio su questo argomento, per quale motivo non viene data diffusione ad una norma di legge che esiste già, credo, dal 1998, ma potrei sbagliarmi, comunque esiste, che consente all'utente di effettuare la visita dal privato essendo rimborsato poi dall'ASP, con una procedura che è farraginosissima, ma della quale nessuno ha notizia. Lei conferma che esiste questo provvedimento di legge? Esiste una norma che è quella che lei ha citato, che in buona sostanza oggettivamente difficilmente praticabile. Lei deve pensare non ad una risposta di segno negativo o di ritardo riferito ad una sola azienda, ma al complesso di risposte sanitarie che possono essere date tanto dal pubblico quanto dal privato. Se quella norma dovesse trovare applicazione, avremmo evidentemente concrete difficoltà a poter riconoscere prestazioni che noi abbiamo il dovere di erogare all'interno del sistema pubblico-privato. Lo capisco, così è una disapplicazione della legge, però. Lei faccia una proposta, con una proposta di prescrizione vada in un CUP, oppure utilizzi la linea telefonica. Mi rendo conto che avrà qualche difficoltà, di questo ne abbiamo sufficiente consapevolezza. L'oggettiva impossibilità è legata alla impraticabilità di una erogazione di prestazione da parte dell'intero sistema pubblico e privato. Ho detto poc'anzi, confido che mi abbiate sentito, che al pubblico e al privato abbiamo dato nel 2023 48 milioni e mezzo di euro, sono 41 per il 2024, abbiamo redistribuito le economie. Riteniamo che il pubblico sia centrale e strategico, ma abbiamo dato rilevanza, l'ha voluto il Presidente della Regione, anche al privato. Sappiamo pure di grandissime difficoltà e oggettivamente sono riconoscibili ed evidenti. Per questo è fondamentale definire le aree critiche sulle quali bisogna intervenire, perché la risposta sanitaria va data, e va data nei tempi che sono stati richiesti per rendere possibile che la stessa possa risultare efficace, concreta e risolvere il problema legato alla patologia dell'utente. Per questo abbiamo fatto affidamento ai privati, alle case di cura private. Lì c'è il presidente dell'ACOM con cui ci siamo incontrati martedì, la nostra attività quotidiana, e ci rendiamo conto delle grandissime difficoltà che ci sono, però non c'era mai stato nessun governo regionale che aveva messo sul piatto 48 milioni e mezzo di euro nel 2023, eliminando tutto l'arretrato 20, 21, 22 e 41 milioni di euro nel 2024. Il Sovracupo dovrebbe rendere più gestibile il sistema, rendere possibile l'esposizione delle agende da parte dei privati, oltre che guarda, ce l'abbiamo qui i privati, quindi chiediamo ai privati cosa possono fare allora in questo punto, sotto questo punto di vista. Prego, Tropea. Allora, da dove vuole partire? Il problema è ovviamente articolato. Sta ribollendo, io lo vedo, perché da dove vuole partire? Il problema è molto articolato e complesso. Ovviamente c'è un problema di risorse, ma non è l'unico problema. La verità è che già le aziende private ospedaliere, che spesso erogano anche prestazioni ambulatoriali, sentivo parlare dell'endoscopia digestiva, di una gastroscopia, eccetera, eccetera, erogano già in accordo col CUP, devo dire coi CUP dell'ASP provinciali. Diamo delle disponibilità in agenda, sempre secondo le nostre risorse disponibili, perché è chiaro che lavoriamo con tetti di spesa, quindi a quelli ci dobbiamo attenere, sono le indicazioni che ci dà la Regione, ma all'interno di queste la nostra collaborazione è fattiva ed è totale. Devo dire, c'è Iacolino in ultimo, proprio sull'endoscopia digestiva è stato messo un provvedimento regionale che permette a tutte le strutture ospedaliere private di erogare all'interno delle risorse dell'ospedale, quindi non su risorse che riguardano gli ambulatori, quindi all'interno delle risorse ospedaliere, anche prestazioni ambulatoriali nella fattispecie di endoscopia digestiva, proprio per affrontare questa ormai difficoltà cronica che in questo settore forse è più allarmante che in altri. Chiaro è che,
quando si programma, quando si organizza, si fa ovviamente i conti, si fanno i conti, parlavamo prima di conti della Regione, si fanno i conti con le risorse disponibili, a quelle purtroppo dobbiamo attenerci. Io vorrei lanciare un guanto di sfida, lì c'è il direttore del Dipartimento della Pianificazione Strategica, che è quello di iniziare a misurare le performance degli ospedali pubblici e privati. Questo è un grande tema, questo è un grande tema. Forse potrebbe dare, ovviamente nel lungo periodo, qualche indicatore in più, qualche leva in più per poter agire, spostare, muovere, riprogrammare, riassettare le risorse finite, perché sono comunque finite. Iacolino diceva sono 10 miliardi di euro che la Regione ogni anno mette a bilancio per le attività sanitarie. Non sono poche, sono comunque limitate. Allora, iniziamo a parlare di capito, ci sono grandissime difficoltà, e di oggi proprio la notizia la leggevo stamattina su un quotidiano siciliano che dice che gli ambulatori privati sono sul piede di guerra perché hanno finito il budget. Giornale Sicilia, lo possiamo dire. Sì, e minacciano di sospendere le prestazioni il 15 maggio, quindi stiamo parlando fra 15 giorni. Ecco perché si arriva poi a un punto in cui Iacolino ha ragione, le risorse non sono infinite, bisogna fare i conti col budget, però alla fine è l'utente che ci rimette, perché sembra un po' un muro di gomma, si sbatte da tutte le parti, tutti hanno ragione, ma un dato di fatto è che noi abbiamo, tra l'altro, mi corregga se sbaglio Iacolino, siamo come regione, siamo giudicati inadempienti, non è forse il termine esatto, per quanto riguarda le prestazioni ospedaliere, per quanto riguarda la prevenzione, che poi è un investimento vero che si fa sul servizio sanitario, e per quanto riguarda le cure palliative. Se non ricordo male erano questi 3 punti dolenti. Allora, Iacolino, prima di rispondere un attimo, perché dobbiamo andare in pubblicità e devo salutare Francesca Briganti, alla quale però vorrei dare un attimo la parola, perché si stanno spendendo molto con il loro movimento anche per il centro di chirurgia pediatrica di Taormina. Oggi c'è stata una manifestazione, anche qui questo movimento di sicilianisti, di partite IVA, hanno secondo loro la soluzione. E la soluzione qual è, Briganti? Visto che c'è questo eterno bisticcio e questo braccio di ferro dovuto a quello che dice la legge Balduzzi, noi siamo entrati così in gioco, e lì sicuramente può il suo ospite può sicuramente darci una mano su questa storia, perché non riusciamo ad avere questa audizione, e ora lo spieghiamo meglio. Nel mese di gennaio, nella prima decade di gennaio, abbiamo chiesto al Presidente della Commissione Salute, l'onorevole Lacotto, dell'Assemblea regionale siciliana, di essere auditi davanti alla Commissione per proporre, piuttosto che ancora questo bisticcio sulla legge Balduzzi, di puntare tutto sull'insularità. In fondo, se parte l'autonomia differenziata, qui si creerà un federalismo fiscale asimmetrico, e quindi lo Stato dal 2009 ci deve questa famosa perequazione infrastrutturale che riguarda anche le strutture sanitarie, e quindi abbiamo chiesto di essere auditi, ma da quel giorno nessuno ci ha fatto sapere niente. Io ho avuto un colloquio telefonico con il Presidente dal 12 di marzo, e dal 12 marzo siamo qui ad aspettare che qualcuno ci convochi. Dicono tutti che sono preoccupati per la chiusura del centro di Taormina, dicono tutti che hanno a cuore il cuore di questi bambini, e allora perché non ci devono ascoltare? Qual è il loro, e qui in questa trasmissione? Quindi voi dite con l'insularità, diciamo, con l'insularità si riuscirebbe a risolvere anche la questione, diciamo, del doppio centro di eccellenza, no? Cioè, perché chiude quello di Taormina, perché apre quello a Palermo? Questo è il tema, no? Iacolino, insomma, l'ho semplificata molto, però il tema è questo. Secondo loro invece possono coesistere. Che sei questo? Lei porta carte che presenta a chiunque. Cos'è? Allora, questo chi è? Questa è una nota che io ho mandato un mese fa al Ministero dell'Economia e delle Finanze per chiedere, così ve la faccio vedere ufficialmente, per chiedere quali sono questi famosi vincoli di bilancio che il Presidente Schifani ha dichiarato di esserci un mese fa, perché noi non riusciamo a capire effettivamente quali possono essere questi vincoli di bilancio nel momento in cui si cerca di dare maggiore autonomia delle regioni a statuto ordinario, e noi che ce l'abbiamo
di nostro, perché è una legge costituzionale il nostro statuto, non si riesce a capire perché intanto cediamo 9 milioni di accise che ci servono a migliorare la qualità e la quantità della sanità in Sicilia, che è un nostro diritto, giusto? E poi servono anche a gestire, a mantenere i centri di eccellenza, e quindi tutto questo ancora non abbiamo capito. Chiarissimo, Briganti, va bene. Le nostre... Va bene, poi il dirigente, perché appena le dico ferma, si ferma, vedi che brava Francesca Briganti, che mette però dei temi al tavolo. Allora, Briganti, io la saluto, grazie per il suo intervento, per le sue carte che ogni volta ci fornisce, insomma queste lettere che voi scrivete a tutti e poi avete anche le risposte, quindi su quelle poi ragioniamo ovviamente. Allora, grazie Francesca Briganti, noi ci fermiamo per la pubblicità, dopodiché torniamo perché abbiamo con Iacolino appunto da chiarire questo tema che riguarda il centro di chirurgia pediatrica di Taormina, insomma anche sulle sollecitazioni che ha posto adesso Francesca Briganti, ma anche ovviamente la risposta alla sanità privata che ovviamente dice lavoriamo e cerchiamo in qualche modo di ragionare sulla premialità, cioè su chi lavora e fa i numeri e su chi invece rimane così solo su carta con numeri molto bassi. Dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta, oggi puntata insomma piena di argomenti che riguardano la sanità. Allora ribalto subito le sollecitazioni che abbiamo sollevato prima di andare in pubblicità con Francesca Briganti, il Movimento delle Partite IVA, e con Carmelo Tropea che rappresenta appunto gli ospedali privati, una parte degli ospedali privati siciliani. Allora Iacolino, intanto cerchiamo di definire questa storia del centro di chirurgia pediatrica di Taormina. Oggi nuova protesta, insomma i genitori dei piccoli pazienti dicono lasciateci qua, il centro funziona, perché ci dovete mandare via da qua da Taormina, e questo è il tema. Poi dice la Briganti, dice, ci sarebbero in teoria anche i fondi per mantenerne due, basta attingere all'insularità che in questo caso con l'autonomia differenziata provvederebbe a fornire questi soldi. E poi il tema che ha sollevato anche Tropea sulla premialità degli istituti, cioè chi lavora di più dovrebbe avere di più in teoria, no? Questo è il tema, Tropea. Esatto. Prego Iacolino. Sì, per quanto riguarda l'intervento di Tropea, molto chiaramente, così come nel 2023 abbiamo sostanzialmente incluso le case di cura private convenzionate nel programma complessivo di recupero e abbattimento delle liste di attesa, premiando tutte le attività che loro avrebbero dovuto svolgere in linea con le attese più lunghe, più come dire, irritanti, direi, in talune circostanze. Così faremo nel 2024. La premialità è certamente uno strumento che è collegato, io vi sentivo a tratti anche stavolta, collegato al tema della complessità, al tema degli indici di fuga, a quella mobilità sanitaria passiva che ancora si registra in misura significativa, 170 milioni di euro nel 2023, per cui tutte le aree critiche formeranno oggetto della nostra proposta, che peraltro Tropea conosce. L'80% delle risorse legate ai volumi di attività è riferito alla media degli anni 22-23 e un 20% noi riteniamo di doverlo finalizzare all'abbattimento delle liste di attesa. Il confronto con le case di cura private, così come i convenzionati esterni, è stato fin qui proficuo, al netto di alcune iniziative, come dire, dirompenti, come quella di ieri della declamata con grande vigore dai convenzionati esteri, ma tanto li incontriamo lunedì e loro sanno che abbiamo grande capacità di ascolto. Su Taormina, la volontà del Presidente della Regione Schifani è quella di salvaguardare Taormina nella sua attività attuale, anche attraverso un provvedimento forte che richiederemo per avere una deroga su Taormina. Il Presidente della Regione su questo tema è particolarmente sensibile, ha incontrato le famiglie, noi abbiamo incontrato gli operatori sanitari, ho più volte incontrato la direzione aziendale dell'ASP di Messina. Il livello di attenzione è altissimo, abbiamo fatto 2 call col capo di gabinetto del Ministro della Salute, io ero insieme al capo di gabinetto del Presidente della Regione. È un tema
attuale e concreto su cui vi è grande sensibilità da parte del Presidente della Iacolino, Regione. mi scusi, proprio su questo tema. La questione è che nessuna regione, no, in Italia ha 2 centri di eccellenza. Il Veneto, a parità di popolazione assistibile, cioè da 4 a 6 milioni di euro di persone assistite, il Veneto ha 2 strutture. Lavoreremo anche su questa, come dire, esempio di sanità virtuosa e stimolata in tal senso che registriamo in Veneto, perché si possa confermare ciò che è stato realizzato in Veneto anche in Sicilia. Le posso assicurare che c'è grande attenzione, che ho sentito anche oggi il Presidente Schifani sul tema, che abbiamo fatto settimana scorsa questa call col capo di gabinetto del Ministro della Salute. È un tema serio e delicato che poi si inquadra in un processo complessivo di revisione della rete ospedaliera per togliere gli sprechi. Non ha più senso avere 2 ortopedie in 2 ospedali a 5 km di distanza quando mancano i medici. Allora va concentrata l'offerta sanitaria per renderla in linea con le attese della popolazione. È un lavoro lungo, ci stiamo lavorando, io sono lì da quasi un anno. Senta Iacolino, secondo lei, le faccio questa domanda, secondo lei diciamo, che in questo momento diciamo, riveste la figura di manager che in passato è stato un fine politico, che probabilmente lo sarà anche nel ruolo tra qualche settimana, questo non lo so, lei sorride, però dico adesso diciamo, che ci sono spiragli secondo lei, cioè c'è come dire, la possibilità che questi 2 centri possano rimanere così come vogliono in questo caso i cittadini, cioè quello di Taormina e poi quello di Palermo? Le ripeto, la Sicilia, per le condizioni diciamo orografiche, per il deficit di infrastrutture che tuttora connota distintamente il nostro sistema, per le attività pregevoli poste in essere a Taormina, così come quelle realizzate a Palermo più recentemente dal 4 luglio 2023, riteniamo che la nostra proposta possa essere ritenuta solida e abbiamo argomenti per poterli offrire alle considerazioni del Ministero della Salute. Se è stato fatto in Veneto, perché negarlo in Sicilia? C'è un precedente quindi che potrebbe essere... Allora, vorrei dare atto a Iacolino e anche al governo Schifani che realmente stanno facendo delle iniezioni di denaro importanti nel settore della sanità e non solo. Ora però il problema è che è come quando si interviene per una patologia curandola o provandola a curare, in questo caso facendo delle iniezioni di soldi, ma non si previene la formazione dei problemi. C'è un aspetto strutturale serio nella sanità che difficilmente si risolve soltanto con l'iniezione di soldi. E qui vedo per esempio collegato il dottore Clemente Giuffrida, c'è una situazione drammatica negli ospedali che non si può curare soltanto con le assunzioni o anche realizzando nuovi reparti, perché c'è un sistema che non funziona. Ricordiamoci che l'Agenas, e di questo ne ho già parlato con Iacolino, ha certificato che in Sicilia il luogo nel quale si nasce può essere determinante per comprendere se si rischia di morire di ictus o no. Perché ci sono alcune zone della Sicilia che non sono collegate con gli ospedali e c'è un'altissima mortalità per ictus dove non si riesce a fare la trombolisi, si fa la tromboectomia. Ci sono persone che quindi entro le 4 ore dai sintomi non vengono assistite e restano, anche se non muoiono, restano semiparalizzate, sfigurate, che non riescono più a parlare. Gli ospedali sono troppo distanti. Perché nelle 4 ore non riescono ad avere assistenza dal luogo in cui si trovano. Ecco, sia per questo discorso ma anche per altri discorsi si applica anche un problema di visione della sanità. Quando noi parliamo dell'ospedale di Taormina, e rubo altri 30 secondi, quando parliamo dell'ospedale di Taormina, noi stiamo parlando di un centro di eccellenza in convenzione con un privato, il Bambin Gesù. Quando noi parliamo della cardiochirurgia infantile di Palermo, noi stiamo parlando del gruppo San Donato di Angelina Alfano, col quale è stato stipulato un appalto da 8 milioni di euro. Allora noi dobbiamo comprendere, e qui è la volontà politica, la ratio vera di un sistema, comprendere cosa vuole la politica.
Può la Sicilia pensare, a fronte di questi soldi, di creare dei reparti propri pubblici di eccellenza anziché essere sempre condannata a pagare determinati privati? Possiamo noi prendere determinate eminenze alle quali mettiamo a disposizione le strutture, gli infermieri, i costi, gli diamo 8 milioni di euro, la Sicilia ha la possibilità di creare qualcosa di proprio? Allora se la Sicilia non ha questa possibilità, tutto dipende dalle convenzioni con i privati. Continuiamo noi a pagare questi centri di eccellenza, ce l'abbiamo anche noi, però il risultato c'è, l'ultimo risultato drammatico, e ho finito. Non è calata la percentuale, il costo di coloro che se ne vanno fuori, e l'altro elemento del quale parlava la collega Giuffrida, che risulta in tutte le classifiche, la Sicilia è veramente in una situazione drammatica per quanto spende per curare ancora oggi i siciliani fuori. Un sacco di cose, allora aspetta, un sacco di argomenti. Emblematico per questo è il caso della Calabria, che più di tutti è risalito in classifica, ma proprio perché sono stati azzerati i viaggi della speranza, cioè c'è questa rinuncia a curarsi, c'è il cittadino che ormai non si sente perché vengono curati in sede, ma perché rinunciano a curarsi. È stato proprio La il domanda caso della vera è classifica. quale sarà la sanità del futuro, sulla quale vuole scommettere il governo Schifani. Qual è la sanità del futuro? E soprattutto avremo un servizio sanitario che continuiamo a difendere o sarà demandato ai privati? No, ma il vero nodo della questione, la difesa del servizio sanitario così com'è. Non è questo, cioè il ragionamento ovviamente non era questa, l'intenzione era ragionare insieme a lei ovviamente su queste questioni. È chiaro che lei qualche risposta in più ce l'ha, essendo lì, come si dice, nella stanza dei bottoni, in questo caso della regione siciliana, per quanto riguarda l'aspetto della sanità. Prego, Iacolino, allora da dove vuole partire? Sì, diciamo che tanti sono gli spunti di riflessione che mi offrono sia Condorelli che la Giuffrida. Io però vorrei precisare alcune cose. Intanto non è vero che siamo inadempienti per quanto riguarda l'ospedalità da parte della Sicilia. L'ospedalità ha superato le verifiche, quindi diciamo è con tutte le difficoltà che ci sono in Sicilia così come in Lombardia. Basta guardarsi le immagini di qualche trasmissione su Rete 4, magari fuori dal coro, per rendersi conto che probabilmente le difficoltà non sono registrate soltanto in Sicilia, a riguardo per esempio ai tempi di attesa. Ma torniamo alle tanti spunti di riflessione. Qual è il programma? Il programma è certamente attuare in pieno il PNRR. Non ne abbiamo parlato ancora, probabilmente attratti da altri temi, i suoi colleghi mi hanno, riempito di domande su altro. Noi stiamo realizzando integralmente gli obiettivi contenuti nel PNRR, 800 milioni di euro, dalle case di comunità agli ospedali di comunità alle centrali operative territoriali. Siamo intervenuti sul potenziamento tecnologico del 118, il sistema di emergenza urgenza territoriale, così come abbiamo ampliato la platea di coloro i quali possono andare nelle ambulanze. Ricordo a chi ci sta ascoltando, ci sono 251 postazioni con ambulanza, solo 108 medicalizzate. L'obiettivo del governo Schifani è quello di ampliare il numero delle ambulanze medicalizzate proprio per venire incontro a quell'esigenza che diceva poc'anzi Condorelli, le reti tempo dipendenti. Ho incontrato i 4 coordinatori delle reti tempo dipendenti, traumatologica, stroke unit, infarto, e abbiamo discusso sugli adattamenti, sugli accorgimenti, sulla necessità di rivedere alcuni aspetti che vanno certamente migliorati. La carenza dei medici, ne parliamo poi con la nipote di Che Guevara, va bene, ma certamente la carenza di medici è importante. Se io faccio un avviso per 1500 medici su 12 soltanto specialità, fin qui abbiamo preso un centinaio di persone, ma ne stanno arrivando altre, è un segnale evidente di una difficoltà. Se il Presidente della Regione Schifani negozia con ambasciate importanti di paesi terzi possibili innesti ulteriori di medici, è perché ci stiamo lavorando. Se il Parlamento siciliano adotta una legge che consente di dare sino a 18.000 euro in più per anno ai medici che vanno agli ospedali di frontiera o nei pronto soccorso, dove vanno anche coloro i quali non hanno possibilità economica di pagarsi talvolta le prestazioni, è un tema complessivo. C'è un tema di digitalizzazione, un tema di fragilità, di assistenza. Il problema è, Iacolino, che a volte queste ristrutturazioni ovviamente hanno bisogno, come dice lei, di tempo, e la sanità che vive il cittadino quotidianamente. Però se lei va in giro, vede
le centrali operative attivate e funzionanti. Se va in giro vede che i poliambulatori evoluti, che si chiameranno case della comunità, sono in corso di realizzazione. Vede un'attività significativa che sostiene le singole aziende con difficoltà importanti. Non abbiamo parlato di tossicodipendenze, di crack. La Regione è intervenuta con il primo progetto in Sicilia di una struttura di ricovero per tanti ragazzi che fanno un uso di queste sostanze con tutte le conseguenze nefaste per la famiglia. Abbiamo previsto 2 milioni di euro per loro. C'è un'attività intensa e particolarmente impegnativa sulla quale stiamo lavorando e bisognerà avere anche il tempo. Sto Sovracup è fermo dal 2022, ve lo chiedete perché ha giudicato nel 2022 gennaio, soltanto a dicembre, grazie anche alle nostre sollecitazioni, è stato finalmente collaudato e ora finalmente c'è un ma perché, insomma, abbiamo voluto noi e ci stiamo lavorando intensamente. Iacolino, però l'assessore alla sanità, insomma, che è quello che dovrebbe... No, ma non c'è, non c'è, scusi lei. Non c'è. No, è l'ARIT, l'autorità per l'innovazione tecnologica, stazione appaltante, quindi non c'entra. È un'altra. Noi abbiamo stimolato con grande forza, con grande determinazione e finalmente siamo arrivati ad un gruppo di lavoro che entro un paio di mesi porterà gradualmente a regime il sistema del Sovracup. Ma allora aspetta un attimo, Michela, perché io vorrei sentire anche un attimo, vorrei sentire anche Giuffrida. Siete in due a parlare, non vi associate. Noi abbiamo anche Giuffrida, che lei ha visto che lavora a Messina ovviamente e si occupa appunto di emergenza urgenza, quindi abbiamo parlato di pronto soccorso, abbiamo parlato anche di ospedali decentrati, uno di questi è quello di Caltagirone, no? Che è al centro della Sicilia, e c'è Francesco Di Masi che è un infermiere che lavora lì proprio nell'ospedale di Caltagirone. Allora, Giuffrida e Di Masi, che problemi riscontrate voi nella vostra attività quotidiana? Giuffrida. Buonasera. Il problema che riscontriamo è il sovraffollamento in pronto soccorso, ed è un problema che ci portiamo da anni, da prima del Covid, dal post-Covid. C'è sempre sovraffollamento e si deve sfatare il mito che questo avviene soprattutto in certi momenti dell'anno, no? La stagione influenzale, così. No, non è così. Il sovraffollamento c'è sempre e questo crea un grosso disagio a quei pochi medici che sono rimasti a lavorare in pronto soccorso, che poi la verità è questa: in Sicilia mancano almeno 300 medici che potrebbero prestare servizio in pronto soccorso e quindi già la carenza di organico associata a questa situazione di overcrowding, come chiamano gli anglosassoni, diventa una situazione esplosiva e tra l'altro poi si riverbera sul rapporto anche con l'utenza stessa, dove aumentano in maniera logaritmica le confliggenze. E credo che questo è un problema che non si può certamente risolvere solo cercando di trovare soluzioni per rimpinguare gli organici di pronto soccorso. Qua in Sicilia, ripeto, 300 medici almeno, circa il 50% sono posti vacanti come medici pronto soccorso, mancano il 50% delle piante organiche all'incirca. E stavo dicendo, non è solamente questo il problema, perché quando noi lavoriamo con circa una percentuale di posti letto per 1000 per acuti inferiore a 2,5, 2,6, quando la media nazionale è 3,7, in Europa si arriva anche a 6, significa che anche il drenaggio di questi pazienti viene molto difficile. Chiarissimo, aspetta, Giuffrida, un attimo, tanto continua dopo. Volevo sentire anche la voce di Masi, che diciamo è un infermiere, anzi era un infermiere, no, resta infermiere, però insomma non lavora più, no? Assolutamente. In questo caso, da qualche mese ha preferito andarsene in pensione, perché sennò qua impazziamo tutti. Com'è la situazione? Com'era la situazione quando lavorava lei a Caltagirone? Intanto buonasera a tutti. Intanto io non ho preferito andarmene in pensione, ma ci hanno mandato in pensione. Avevo fatto anche richiesta di rimanere in servizio proprio per dare il mio piccolo contributo, ma non mi è stato permesso. Vabbè, al di là di questo, la situazione a Caltagirone purtroppo è sotto gli occhi di tutti, è abbastanza drammatica. Solo nel Pio Gravina di Caltagirone mancano
all'incirca 120 medici, cioè non 10-15. Al pronto soccorso vi è solo un medico di ruolo, il pronto soccorso va avanti, diciamo, per le cooperative che sotto forma di incentivazione, che danno il proprio contributo, e se no si doveva solo chiudere il pronto soccorso, perché con un solo medico di ruolo è ovvio che non è possibile andare avanti. Ma il problema è che la carenza di medici è anche in neurologia e in cardiologia. Pensate che sulla dotazione organica prevista dall'ASP di Catania per quanto riguarda la cardiologia e di Caltagirone sono previsti 22 medici, quando invece in realtà attualmente ci sono solo 3 medici di ruolo, solo 3 a fronte di 22 previsto dalla stessa ASP. Quindi capite bene che tutte le attività della cardiologia ambulatoriale sono state sospese già da 2 anni. Aspetti Dimasi, perché qui adesso ne parleremo nella prossima parte della trasmissione, qui poi entrano in ballo i medici stranieri che hanno sopperito in qualche modo l'organico di tutti di queste mancanze, insomma in qualche modo hanno anche coperto alcuni buchi in organico. Certo ne servirebbero tanti, ma ne sono arrivati un po' che diciamo in qualche modo riescono a tenere in funzione le strutture, se poi efficienti o meno questo lo diranno. Nel quadro, Luca, bisognerebbe anche aggiungere, ed è un particolare non da poco, che siamo proprio sulla linea di confine di un vero e proprio cambio generazionale che riguarda soprattutto primaria, aiuti negli ospedali, dove si registra un clima certamente non felice, che era di grandissimo allarme fino a qualche mese fa, perché legato ai provvedimenti annunciati dal governo, in parte rimodulati, ma siamo di fronte a un esodo di pensioni da qui all'anno prossimo che cambierà completamente anche le competenze legate a un bagaglio di esperienza, perché questo lo dobbiamo mettere in medicina, il bagaglio di esperienza che si matura nelle unità di terapia intensiva, nelle aree d'emergenza. Non è un particolare da poco, cioè non è un sostituire una figurina. Queste competenze, abbiamo 2 medici qua, Iacolino è medico, Giuffrida è medico, insomma queste competenze si trasferivano. Allora c'ha la figlia medica però, se non ricordo male, no? C'ha la figlia medica, quindi insomma in alcuni casi però un medico in famiglia, come recitava la famosa SOP, c'è sempre. Allora dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità. Io saluto De Masi, scusi, poco tempo a disposizione, però insomma i tempi della televisione sono anche questi. Dica De Masi. No, volevo completare dicendo che la problematica diventerà adesso sempre più ingravescente, però per ovvi motivi stanno arrivando le ferie estive dei dipendenti, così come pure per gli infermieri, per il personale di supporto, ma anche per i medici. Quindi capite bene che se non arrivano le risorse umane in maniera breve, ovviamente la problematica sarà veramente grave, assolutamente gravissima, per assicurare la minima assistenza sanitaria al malato bisognoso di cure. Chiarissimo, grazie Di Masi. Allora ci fermiamo, pubblicità e poi nell'ultima parte della nostra trasmissione parleremo di questa storia dei medici stranieri che insomma hanno fatto un po' parlare, però insomma credo servono, e poi lo chiederemo anche ovviamente ai nostri ospiti dopo la pubblicità. Rientriamo, sorrido perché ho scoperto che Condorelli c'ha i fan in diretta che gli scrivono durante la trasmissione. È diventato rosso, è diventato rosso Antonio Condorelli. Allora saluto Erika Moscatello, che è presidente del CACIPIT, che adesso ci spiegherà cos'è questa associazione, ma soprattutto l'abbiamo presentata come la pronipote di Che Guevara. Ora io mi aspettavo qua la maglietta con la faccia con la faccia di Che Guevara, il pugno alzato, che ne so, la bandiera di Cuba, no, cioè, è tra noi, eccola qua. Buonasera a tutti. Scherziamo. È Argentina. Sì, mi ha lasciato il bastone alto, ma non parlo della lotta armata, ma propriamente credo che oggi Cesare è un uomo di pace, no? Un paradigma di pace. Ecco, meno male, serve la pace. Allora, perché abbiamo invitato Moscatello, Antonio Condorelli? Perché abbiamo invitato? Perché lei è la pronipote di Ernesto Che Guevara, ma soprattutto è una donna che si è innamorata della Sicilia
e sta facendo una piccola rivoluzione che serve alla sanità non solo siciliana. La rivoluzione. Una piccola rivoluzione, e questa rivoluzione consiste nel fatto di aver creato un collegamento con i numerosi medici che vengono dall'Argentina e sono professionisti di altissimo profilo che adesso stanno lavorando in Sicilia, cioè lei fa da punto di contatto, di collegamento, e sta importando sostanzialmente, perlomeno li sta mettendo in contatto con le nostre aziende sanitarie locali, poi non so attraverso quale sistema, ma dal punto di vista pratico sta consentendo ad alcuni reparti che erano chiusi di tornare a vivere. Io sono stato a toccarli con mano a Mussomeli. Però Iacolino ha detto prima, noi non ci facciamo portare i medici da nessuno, noi facciamo i concorsi, facciamo i bandi, eccetera, eccetera, loro vengono di loro spontanea volontà. Allora, ci spieghi, Moscatello, che cosa fate voi, e poi la parola ovviamente a Iacolino su questa storia dei medici stranieri. Prego. Va bene, noi stiamo propriamente facendo una collaborazione tramite la Fondazione Giglio di Cefalù, stiamo facendo una collaborazione con la Regione e reclutando medici, in questo caso italo-argentini, ma anche ora abbiamo già cubani, viene di tutta Latino America. Però sì, siamo noi a portare questi medici collaborando con, propriamente li facciamo fare parte di questo bando, entrano loro in questo bando, noi li reclutiamo. Anche è certo quello che dice il dottore Iacolino, che possono presentarsi da solo, però noi diciamo li reclutiamo massivamente. Noi ci abbiamo portato più di 100 medici a fare. Cioè, ma cosa gli dite? Partecipate? C'è il bando aperto oppure venite a lavorare? No, noi propriamente abbiamo più di 40.000 medici in attesa, è il nostro lavoro. Credo che i privati abbiamo questa sfida in questi momenti in questo caso di mancanza di medici. Noi già lavoravamo con il settore sanitario, ma anche con gli investitori italiani all'estero. Bene, abbiamo iniziato a dare soluzione in Mussomeli con una collaborazione che abbiamo iniziato con il comune Mussomeli, dopo con il comune di Licata, dopo con il comune di Canicattì. In Cefalù stiamo lavorando da tanto tempo portando i medici italo-argentini. L'Argentina ha 25 milioni di italiani, così che la soluzione è propriamente sostenibile. Bene, con la regione diciamo questo che abbiamo è una collaborazione tramite la fondazione, no? Che è un partner della regione. Questo stiamo propriamente facendo. Moscatello, un attimo. Sì. Iacolino. Ripeto, noi abbiamo adottato un provvedimento nel novembre del 2023, un avviso aperto con scadenza 31 dicembre 2025 in coincidenza con la data ultima entro la quale questa deroga sostanzialmente è consentita. Ora la norma è stata ulteriormente differita nel tempo. L'avviso aperto, la nostra collaborazione è con il Giglio, che poi la Moscatello lavori con il Giglio o un altro patrimonio, ma noi non abbiamo rapporti diretti con la Moscatello, e molti candidati si sono presentati in assoluta autonomia. Che poi la Moscatello dia una mano alla Giglio, noi registriamo questo fatto. Se fin qui già 150 medici hanno raccolto diciamo così, la necessità che abbiamo rappresentato, e che qualcuno o parecchi possano essere stati accreditati dalla Moscatello attraverso la collaborazione col Giglio, lo registriamo. Oggi noi abbiamo una enorme necessità di dare compimento a questa esigenza. Poc'anzi sentivamo di Caltagirone. A Caltagirone sono stati assegnati in cui 11 medici provenienti da paesi terzi, che non è solo Argentina, è Cuba, è Lituania, è Ucraina, è Venezuela, è Bolivia, addirittura uno dal Kuwait, uno dalla Libia. Quindi sono tanti i paesi terzi da quali noi attingiamo la disponibilità. L'obiettivo è chiaro, quello di trovare le soluzioni concrete. Quando poc'anzi si diceva da parte di De Masi che ci sono 130 medici che mancano a Caltagirone, non è così evidentemente. Mancano soprattutto in cardiologia, ci sono problemi con la Stroke Unity che comunque continua a operare, ci sono problemi di pronto soccorso, l'ha detto poco fa Giuffrida, quello è assolutamente evidente, ma è anche vero che un terzo di utenza che va al pronto soccorso ci va per un accesso inappropriato agli aree di emergenza, sulle quali stiamo lavorando per quelle risorse che voi ricorderete, dottore Ciliberti, le risorse per le quali
era previsto un potenziamento della rete ospedaliera di terapia intensiva, subintensiva e di area di emergenza, ex D'Urso per intenderci, così lei comprenderà, sul quale progetto ci siamo catapultati e finalmente quasi tutte le aziende hanno ripreso da soggetti attuatori a portare avanti questi progetti. Avete superato la percentuale del 50%, dottore Iacolino? Sì. Siamo in una fase nella quale abbiamo, diciamo così, valicato questo limite del 50%, ma stiamo lavorando. Guarda. E quindi stimate il completamento delle strutture di area d'emergenza quando? Entro i termini previsti dalla legge, cioè il 2026. Ricordo a ciascuno di voi che questi provvedimenti sono tutti provvedimenti poi che verranno sottoposti all'approvazione del Ministero della Salute, perché c'è un cofinanziamento statale particolarmente rilevante e per completare i lavori abbiamo chiesto e ottenuto dal Presidente della Regione 70 milioni di euro sull'FSC per completare questi lavori che consentiranno di avere 550 che erano letteralmente in stallo a differenza di altre regioni italiane. Però una riflessione volevo fare, Luca, su quello che riguardava i medici, il loro reclutamento e anche l'apporto della pronipote di Che Guevara. Giornalisticamente questo sarebbe un fogliettone, una nota di colore. Io farei una riflessione però un po' più ampia e sovrastante. E poi chiudiamo perché già mi stanno minacciando. Perché si crea questo fenomeno? Dottore Iacolino, ritiene che questo vostro bando abbia l'appeal sufficiente perché anche i medici siciliani, che sono pochi, ricordiamo che c'è il numero chiuso in medicina, che scelgono di andare a lavorare fuori, possano tornare fra le fila dei medici siciliani, magari non ritenendo che non convenga lavorare in Sicilia nella condizione appunto delle strutture ospedaliere siciliane? Lei non pensa che ci sia un elemento anche che porta a questa riflessione? Probabilmente le considerazioni che vengono fatte sugli ospedali Iacolino, brevissimo che dobbiamo chiudere. Sì, vengono orientate dalle difficoltà dei pronto soccorso e da talune carenze concrete in termini di organico. Io ritengo che la prospettiva più incoraggiante è quella di prevedere strutture di eccellenza con primari bravi. Se noi scegliamo, lo dico alla Gioffrida, se i direttori generali sceglieranno bravi primari, bravi direttori di struttura complessa che diventano a quel punto modello di eccellenza, modello di riferimento, molti ragazzi torneranno giù in Sicilia ed è quello che io confido possa accadere. Allora speriamo che non li scelgano come vengono scelti loro, ecco, facciamo così, lo dico io, non ammetto repliche su questa scelta dei manager. E lei sorride, Iacolino. Allora chiudiamo qui, grazie, che ride Tropea, che ride, sui manager ride anche Tropea. Grazie a Carmelo Tropea, per l'invito, che rappresenta appunto la sigla ACOP, non me la ricordo mai questa, ACOP, ospedali privati. Grazie a Michela Giuffrida, grazie a Antonio Condorelli, grazie al dottore Clemente Giuffrida, grazie a Erika Moscatello, grazie, hasta luego Moscatello, grazie. Grazie a tutti, dobbiamo ricordare importantissimo che non è unicamente che la mancanza di medico, la crisi, la fondamentale causa è la crisi demografica italiana e la precarietà del lavoro, dobbiamo capire questo anche per la soluzione dei medici stranieri, ricordare che si devono propriamente creare delle condizioni come per esempio il riconoscimento della laurea, gli incentivi per esempio questi della zona disagiata, tutta la Sicilia è una zona disagiata. Ovviamente bisogna tenere conto del contesto insomma in cui si va ad operare. Grazie anche a Erika Moscatello, grazie a Salvatore Iacolino. Adesso noi chiudiamo questa parte di trasmissione, subito dopo la buona notizia e poi insomma anche oggi il punto vi darà appuntamento appunto alla prossima settimana. Grazie a tutti gli ospiti, subito dopo restate lì, la buona notizia. Oggi parliamo di asini nei terreni confiscati alla mafia, anzi che una volta erano della mafia, dei Nebrodi, dopo la pubblicità. Rientriamo nella nostra trasmissione di oggi, il punto nell'ultima parte, come sempre alleggeriamo un pochettino, però oggi insomma alleggeriamo per dire, perché insomma parliamo di un argomento molto serio, lo facciamo però con i canoni della nostra narrazione, con la buona notizia. Allora benvenuta Assia La Rosa. Buonasera a tutti, benvenuti. Di che parliamo oggi? Oggi
parliamo di saponette, parliamo di crema per il corpo al latte d'asina, ma soprattutto di parliamo di cosmetici, etica, no, di sviluppo etica, e legalità. Ma non di cosmetici. No, però, no. assolutamente. Devi sapere che questi No, prodotti provengono da un progetto che si chiama Legalità di Razza, che ha letteralmente cambiato il territorio di Troina grazie al lavoro dell'azienda speciale Silvo Pastorale. Ed è oggi con noi, qui con noi, il presidente Angelo Impellizzeri e Franco Pacino, che è la guardia giurata, il guardiano dei terreni, di 4.200 ettari di terreni che sono stati sottratti alla mafia. Bellissimo, bellissimo. Allora posa quei saponi, sennò sembra che stai facendo la televendita con queste cose, ma no, è una cosa serissima oggi, cose di cui ci siamo occupati per tanti anni nel suo aspetto, diciamo, più di cronaca. Questo ovviamente è un aspetto che riguarda la cronaca, ma che riguarda anche l'attività che ricordiamo. Tutto quello che noi raccontiamo in questa buona notizia è senza fini di lucro, fatto da volontari, da gente che si mette a disposizione del territorio, delle città, delle comunità, per dare una mano e per far sì e per raccontare che un altro mondo è possibile, un mondo sostenibile. Progetto che nasce dalla cronaca, ma che ho avuto il piacere di conoscere più di 6 anni fa grazie al crowdfunding che ho sostenuto anch'io nel mio piccolo, ed è un progetto che nasce con circa 25.000 euro di fondi raccolti dal basso, grazie alla sensibilità e alla solidarietà delle persone che hanno creduto in questo progetto. Facciamo vedere delle immagini che lo raccontano e poi ne parliamo con i nostri ospiti. Che belle immagini. Allora, abbiamo respirato a pieni polmoni. Abbiamo respirato perché ci troviamo nel Parco dei Nebrodi a Troina, in provincia di Enna, dove oggi 178 asini ragusani e 18 cavalli, grazie a questo progetto, pascolano liberamente. Presidente, raccontiamo com'è nata e a che punto è oggi il progetto Legalità di Razza. Il progetto Legalità di Razza nasce a Troina e nasce dalla voglia della comunità di riappropriarsi di quelli che sono i boschi che il Gran Conte regala alla città prima di andare via da Troina, perché Troina rimane per 30 anni la capitale della conquista dei Normanni, quindi lui permane per un lungo periodo a Troina e prima di andare via, in riconoscenza alla città che è stata accogliente con lui, regala questi boschi e negli anni si sono, diciamo, raccontate tante storie dentro i boschi che sono state la fonte vitale per la comunità. Fino a qualche anno fa, quando
in maniera impropria per un lungo periodo, più di un decennio, vengono occupati per lucrare fondi europei. Allora, aspetti Presidente, questa cosa la raccontiamo bene, sintetizzandola per quanto possibile. Sì. Qui siamo in pieno Parco dei Nebrodi, quindi la zona che per anni prima del protocollo Antoci era come dire, oggetto di ruberie, cioè la mafia andava là, occupava le terre incolte, non le coltivava ovviamente, e dalle terre incolte chiedeva contributi e finanziamenti all'Unione Europea, e da qui insomma si arricchivano le cosche. Poi c'è stato il famoso protocollo Antoci, questa cosa è stata spezzata e da lì sono rinate tante porzioni di territorio, uno di quello è il vostro. Poi oggi cosa fate là dentro? Noi abbiamo ripreso intanto la gestione diretta di questi terreni, perché fino a un certo punto avevamo una gestione indiretta, perché c'erano i fitti e quindi venivano affittati. Oggi abbiamo creato, con l'intuizione di una buona politica locale, la più grande azienda agricola pubblica zootecnica d'Italia per estensione. Lì dentro cosa facciamo? Abbiamo creato intanto 2 allevamenti, quando parliamo di legalità di razza, proprio perché i nostri allevamenti sono di razza, per tutelare anche le razze autoctone siciliane. Infatti alleviamo cavalli sanfratellani, ne abbiamo oggi 18, e poi alleviamo asini strettamente ragusani. Sono quindi anche sono delle specie di mia distinzione, e quindi abbiamo fatto anche un passaggio etico su questo. Potevamo allevare qualsiasi altra cosa, però ci siamo soffermati su questo. E grazie alle guardie particolari giurate, e qui con noi Franco Pacino, ci sono dei guardiani veri e propri dei terreni che tutelano il patrimonio boschivo. Ecco, cosa fate voi ogni giorno all'interno di questi 4.200 ettari di terreno? Bene. Se pensiamo ad esempio, l'azienda è stata istituita nel 1963 e ha un proprio corpo di guardia da allora. Se pensiamo che il corpo forestale della regione siciliana è stato istituito nel 1972, il corpo di guardia del Parco dei Nebrodi addirittura nel 2010, pensate e pensiamo quale a testimonianza dell'interesse che ha la città di Troina verso i propri boschi. L'azione nostra è quella molto simile al corpo forestale, con il quale ovviamente collaboriamo, in questo caso col distaccamento forestale di Cesarò, perché il demanio boschivo è all'interno in agro di Cesarò, quindi siamo in un altro ente locale. Per cui con loro, col Parco dei Nebrodi, con i carabinieri collaboriamo a quello che è l'azione principale di controllo delle attività che normalmente si svolgono all'interno del parco. Azioni molte sono legali, quindi i contratti che noi abbiamo, le aziende che ha e molte sono di natura illegale. Penso al bracconaggio, penso al taglio non autorizzato degli alberi e tante altre cose che ci sono. Presidente, oggi si respira quel fresco profumo di libertà lì a Troina? Assolutamente sì. Ma non lo respira solo chi sta conducendo l'azienda, che con tanti sacrifici ha fatto tutto questo, ma lo respira la comunità. Oggi rivediamo i troinesi dentro il nostro bosco, che per tanti anni avevano una diffidenza nell'andare su in montagna. Che hanno generato tantissimi posti di lavoro in questi anni. Presidente, raccontiamo chi è che lavora all'interno dell'azienda? L'azienda in questo momento, proprio ad oggi, mentre stiamo parlando, ci sono 17 persone che lavorano direttamente per l'azienda. Ci sono le 6 guardie che già avevamo da prima, poi ci sono 6 stallieri che si occupano degli allevamenti. Stallieri giovani, quindi tutti sono riusciti anche a catalizzare, ad attrarre comunque giovani del territorio all'interno dell'azienda. Abbiamo un direttore generale e abbiamo anche un altro giovane che ci fa da ragioniere, quindi la parte amministrativa dell'azienda, quindi il nostro dipendente diretto, e poi abbiamo un agronomo e un veterinario alle nostre dipendenze, che è una cosa importante questo per il benessere animale. Senti, posso fare una domanda? Ma che ci fate con questi animali? Allora, intanto questo il raglio dell'asino ha scacciato la mafia dei Nebrodi, questo è il tema principale. Da questo noi abbiamo poi tratto dei benefici. Abbiamo fatto delle esperienze in questi anni per capire come l'asino
poteva diventare produttivo per un'azienda. Poi il latte d'asina è pregiatissimo, ricordiamolo, comunque Quindi, è un prodotto. ci sono due filiere che possono andare a valle dell'asino, quindi dell'allevamento di asina. La prima filiera è quella del latte con tutti i suoi derivati, quindi abbiamo fatto delle esperienze anche di cosmetica, esperienze anche di vendita di latte direttamente. Allora ecco perché fresco. ci sono i saponi Che drenano l'economia dell'azienda pubblica, quindi niente di commerciale, ricordiamolo. Noi non abbiamo uno scopo di lucro come azienda perché siamo un ente pubblico, un ente strumentale del comune, quindi il nostro invece è la mission è un'altra, quella di creare occupazione, e negli anni ci stiamo riuscendo. Questo è uno dei segmenti, quello degli asini, ma abbiamo altri segmenti che stiamo portando Quindi c'è avanti. la filiera della cosmetica e poi immagino a valle dell'asino c'è anche la filiera della carne, quindi la trasformazione delle carni, quindi il consumo delle carni di asina. E poi c'è il turismo, Presidente, mi ha raccontato un Assolutamente progetto sì. che c'è in cantiere che è bellissimo, facciamolo conoscere anche ai telespettatori. Noi avevamo, lo vediamo nel video, la parte finale del video, c'è un rudere che si chiama la caserma San Buchello, questa oggi non la vedete più così, siamo al 90% dei lavori e abbiamo investito più di 2 milioni di euro grazie a un contributo regionale per far diventare quel luogo che prima era un luogo di, voglio dire, di non bello, oggi è un luogo invece dove i troinesi potranno andare per divertirsi, quindi sarà un resort di livello. E ti racconto un'altra declinazione ancora di questo progetto, perché 5 asini sono stati educati grazie alla partnership con l'Oasi Maria Santissima di Troina per interventi con persone, soprattutto bambini con fragilità, e quindi c'è anche questa attività in seno al progetto Legalità Noi di siamo Razza. un'azienda del territorio e chi abita a Troina non può avere non si può esimere di avere connessione con l'Oasi e quindi con la disabilità intellettiva. Abbiamo offerto le nostre asinelle dopo averle addestrate per poter portare avanti gli interventi assistiti con gli animali grazie all'azienda agricola dell'Oasi, l'Agrima, e quindi un connubio, diciamo, un'intesa a tre fra l'IRCS, l'azienda agricola Agrima e l'azienda agricola comunale, tutte e tre favoriscono questo intervento assistito con gli animali attraverso l'ASI. Quando volete. Che dobbiamo fare? Anche un giro sugli asinelli per i bambini è previsto. Noi ormai siamo presenti, onnipresenti in tutte le sagre, le feste paesane, non solo di Troina, di Cerame, di Cesarò, siamo andati ad Adrana a raccontare la nostra attività, diciamo, di legalità dentro le scuole, portando gli asinelli nelle classi, siamo arrivati nelle porte delle scuole. Franco, si respira quindi questa mobilitazione civica anche all'interno dei boschi? C'è il rispetto? È stato maturato questo rispetto nel tempo? Questa gestione etica della terra? Diciamo che il nostro corpo di guardia, che è composto da 4 donne e 2 maschi, l'azione principale è quella sicuramente della prevenzione. Parliamo moltissimo con i frequentatori non solo abituali dei nostri boschi, per cui riteniamo che comunque l'aspetto della prevenzione e quello culturale siano fondamentali se vogliamo mantenere e conservare queste bellezze naturalistiche che sono solo il Parco dei Nebrodi oggi e il Demanio Boschivo di Troina rappresentano. Quindi diciamo che l'aspetto preventivo è importantissimo e sicuramente la figura femminile ci aiuta tantissimo in questo. Anche perché dà un attimo, come dire, un approccio diverso. Speriamo che questa cosa vada avanti, perché insomma. Io, Luca, sono felice oggi di aver parlato di questo progetto e di averlo portato qui nella tua trasmissione, perché quando c'è stata la bomba mediatica della mafia dei Pascoli si è parlato tantissimo del territorio, però è da molto che non si parla di questo progetto, non c'è molto sul web, invece fanno tantissimo ed è bellissimo farlo sapere a tutto il territorio, perché è una zona turistica, bella, naturalistica, dove veramente si muove tantissima etica, e quindi raccontiamo le cose belle. Questo è lo scopo poi della nostra buona notizia. Come sempre, allora ringraziamo tutti gli ospiti. Siamo praticamente in chiusura, qua ci sono creme, insomma, di cose tutte naturali, tutte fatte con latte d'asina, non hanno profumi. Io poco fa ho cercato di adorarli, insomma, sa tutto di naturale, di molto naturale, quindi complimenti a tutti quelli che lavorano in questa azienda, complimenti al progetto, perché abbiamo bisogno davvero anche di queste esperienze e di questi esempi. Assia, e i saluti a te.
Buonasera a tutti, grazie veramente Presidente per essere stato con noi e per aver raccontato il progetto Legalità di Razza, grazie mille, grazie a Franco Pacino. Grazie. Questa storia, prima di chiudere, la ritroverete ovviamente attraverso i nostri canali, anzi a proposito ricordiamo anche la nostra pagina Instagram, la pagina di YouTube, ci trovate ovviamente su queste piattaforme, su Instagram siamo il punto Telecolor, su YouTube c'è anche il punto La Buona Notizia, quindi abbiamo messo tutto dentro, quindi seguiteci, ritroverete tutto questo online. Noi abbiamo finito la trasmissione di oggi, grazie per averci seguito, appuntamento ovviamente a sabato prossimo per chi trascorrerà insomma il prossimo ponte e vacanze, buone vacanze, buona festa del 1° maggio, alla prossima settimana.